Paolino Careddu è stato uno dei grandi giocatori dell'Olbia, aveva proprio come collega Palleddu. Anche Palleddu, che ha disputato insieme a noi i vari campionati di promozione regionale fino ad arrivare a quel campionato di Serie C che giocò e che poi invece sotto le armi partì come partì io nel 1940 a fine campionato. Senta, Palleddu come giocatore era bravo? Era bravo, era molto bravo Palleddu. Era uno che metteva il cuore come eravamo noi, che da olbiesi quando entravamo in campo ci guardavamo in faccia, era soltanto quello il nostro motto, cercare di vincere giocando la partita come si deve giocare al calcio. Ma il soprannome di Palleddu chi gliel'aveva messo? Perché amava la palla? Chiamava la palla e allora mia Palleddu, glielo chiamava, dai la palla a Palleddu, e lui era una cara persona, un caro ragazzo e un grande amico veramente dello sport. Quando era ragazzo parlava di un domani come allenatore? No, questo non glielo saprei dire, ma comunque chi ha fatto il giocatore non è che abbia delle mire per andare ad allenare, però c'è sempre dentro la passione che lo porta anche ad allenare. Senta, mentre noi sappiamo che negli anni successivi i giocatori rappresentavano veramente un mito per le ragazze di Olbia, negli anni vostri eravate molto corteggiati? Il cuore di queste ragazze era il tifo, le grida che addirittura si sentivano a chilometri di distanza. Beh, forse perché eravate... La passione, cioè eravamo anche perché giocavamo veramente con il cuore, la squadra era una gran bella squadra. Senta, qual è il ricordo più bello che lei conserva di Palleddu e come giocatore e poi quando l'ha osservato nel corso degli anni come allenatore? È stato sempre una cara persona, un'onesta e cara persona che ha fatto il dovere e sapeva anche farsi valere, perché si intendeva di calcio, avendolo fatto professionalmente come posso dire io di averlo fatto. Questa era la caratteristica di Palleddu, una cara persona, un olbiese caro a me e a tutti quelli che lo hanno potuto conoscere. Silvano Morelli ha giocato 3 campionati a Olbia con Palleddu De Gortes, ecco, come lo ricordi tu? Ma lo ricordo come un sergente di ferro, una persona squisita ma nello stesso tempo era molto dura. Lui sapeva che tutte le ragazze di Olbia vi stavano dietro, com'era sotto questo aspetto? Abbastanza rigido? Dunque proprio questo che era molto rigido, veniva a vedere nelle camere alla sera se eravamo a letto o meno e poi seguiva durante la notte, anche io l'ho visto fino alle 2 di notte girare per Olbia. Alla ricerca vostra? Alla ricerca dei giocatori, se erano in camera o meno. Quindi lui teneva tutto sotto controllo anche fuori dal campo? Esatto, lui teneva tutto sotto controllo anche fuori dal campo. E la vostra vita privata come la conducevate? Perché ne avevate parecchie di vite private, ognuno di voi. Beh, si cercava un po' di sfuggire nelle giornate del lunedì e lui tante volte era un po' così, faceva delle riunioni a casa sua in maniera che così i giocatori potessero stare tutti assieme. Comunque era anche un uomo buono, quando giocavate particolarmente bene era pronto a gratificarvi o non lo faceva per non farvi montare la testa? No, non lo faceva proprio, era un duro, non era mai contento nelle sue cose, voleva sempre di più, come ripeto poc'anzi ho detto che sempre di più, lui diceva che si poteva sempre dare di più e lui cercava questo. Per 19 anni Elio Pintus è stato il presidente dell'Olbia, ai tempi di Palleddu, ecco, ma Palleddu era veramente un sergente di ferro come l'ha definito Morelli? Sì, esattamente, era proprio un sergente di ferro, tanto è vero che a volte abbiamo avuto da dire proprio per questo, però era un sergente di ferro che se ne vorrebbero trovare altri, specialmente in questo periodo, perché Palleddu, pur con i suoi difetti, in 7 anni che è stato con me ha sempre fatto bene, anche con i mugugni degli altri, dei giocatori che nel male sopportavano a volte il pugno di ferro. Per dirne una, Palleddu andava a una certa ora a controllare dove i ragazzi dormivano per vedere se erano a casa e l'orario non erano le 11 mezzanotte, erano le 10, 10 e mezzo, quando si andava in trasferta. Se si perdeva una partita, al ritorno i giocatori o in pullman o in treno non potevano neanche giocare a carte per punizione.
Anna Spano, però meglio che la chiamiamo Anna Boccia perché così la conoscono tutti, è una grande super tifosa dell'Olbia da sempre. Ecco, abbiamo sentito che Palleddu era considerato un po' un sergente di ferro. Senti, ma un allenatore, ecco, vecchio stampo come lui, come intendeva il rapporto con i ragazzi? Molto stretto anche fuori dal campo di gioco? Il campo di gioco era severo, però fuori dal campo era molto, cosa posso dire, affettuoso, come un padre, ripeto. Lo volevano bene come un padre, anche perché era d'Olbia e molti ragazzi erano di Olbia, così che lui li conosceva a fondo. Una piccola città di provincia, per esempio, anche dal punto di vista della rivalità fra i giovanotti locali verso questi bei giovani più fortunati di loro, ecco, come si esprimeva da parte dei ragazzi? Un po' di gelosia c'è sempre stata, quello sì, c'è sempre stata, ma quando io ero ragazza certamente i calciatori erano tutto per Olbia. Cosa rappresentavano per voi, a parte la prestanza, ecco, soprattutto il fatto atletico? No, non per un avvenire, non pensando all'avvenire a un matrimonio, ma era piacevole chiacchierare con loro anche perché erano molto in vista. Il passo, poi avevano un passo molto bello, sportivo proprio. Senti, il fatto che Palleddu fosse un olbiese, anche quello voleva dire molto. C'erano molte gelosie. questo fatto invece di essergli d'aiuto gli era stato contro? Sì, c'era molta gelosia. Quelli di Olbia non erano ben visti perché pensavano che non erano all'altezza, capito? Non erano all'altezza di allenare una squadra quando eravamo in Serie C. Comunque poi la gente aveva perso questa diffidenza, gli volevano tutti bene, no? Sì, insomma, la maggior parte, però non tutti. Quindi non ha avuto una vita facilissima. Oh no, poverino, no. No. Bene, facciamo un applauso. Si riconosce? Parecchie cose, sì. Non tutte, comunque mi riconosco. Ma arrivata a questo punto bisogna accettarle tutte. Non è che... Beh certo, Questi sono i suoi vecchi conoscenti di un tempo, Sì, quelli che hanno seguito no, effettivamente, per l'epopea. carità.